Nel territorio del Medio Piave, nella Pedemontana trevigiana, si trovano due aree naturalistiche di grande bellezza e importanza, pur molto diverse tra loro. L'oasi naturalistica La Garzaia di Pederobba e quella delle Fontane Bianche presso Sernaglia della Battaglia. L'oasi naturalistica La Garzaia di Pederobba, gestita dalla sezione Lipu trevigiana, è localizzata appunto nei pressi di Pederobba, alla destra orografica del fiume Piave, ed è riconosciuta a livello europeo con Rete Natura 2000 quale zona di protezione speciale e zona di conservazione. Quest'area desta sorpresa ad ogni visitatore che fosse transitato molte volte lungo la vicina strada Feltrina per l'immersione in un ambiente così intensamente naturale, solo a poche decine di metri dal traffico automobilistico. Su tutto si evidenziano le zone umide create dalle fontane di San Giacomo, acque sorgive che si originano alle pendici del massiccio del Grappa. Fresche acque scorrono tra il verde e il sole che filtra fa luccicare le damigelle in volo della famiglia delle libellule con gli affascinanti colori metallici. Fa da contraltare un'area a prati aridi, comunque ricchi di varietà vegetazionali, dove spicca il tasso barbasso, e spazi ghiaiosi dove si incontra il ginepro e il crispino. Tra maestosi pioppi e salici. La profumata budleia che attira le farfalle nel loro girovagare di fiore in fiore. Nei pressi del Greto del Piave, che delimita l'area verso est, sassi e ciottoli dai colori più svariati raccontano la complessa storia geologica dell'area alpina e prealpina. Come nella non lontana oasi delle Fontane Bianche, si possono fare interessanti incontri faunistici. Il martin pescatore. Nella boscaglia il picchio rosso. E più in là, verso il letto fluviale, la garzetta. Non mancano poi, logicamente, gli anfibi. Un luogo ameno e di pace, tra le propaggini prealpine e il Piave che scorre ancora con le caratteristiche tipiche delle valli bellunesi più a monte. Ad est, a ridosso della boscosa altura morenica del Montello, nei pressi di Sernaglia della Battaglia, si estende per circa 100 ettari un'area di risorgive dall'altissimo pregio ambientale, le Fontane Bianche. Il Circolo Legambiente di Sernaglia gestisce parte di quest'area del 1991 ed ha realizzato al suo interno un percorso pedonale ecologico naturalistico piacevole e istruttivo, lungo oltre 3 chilometri. Nel fitto di una florida vegetazione di pioppi, salici e ontani che trova margine sulla sponda di sinistra del Piave, numerose polle alimentate dalle acque di falda di un ampio bacino imbrifero che si snoda dalle prealpi trevigiane alle colline e ai palù del quartier del Piave. L'appellativo bianche sta proprio ad indicare la particolare limpidezza di queste acque di risorgiva, ricche di ossigeno e con una temperatura pressoché costante durante tutto l'anno attorno ai 12 gradi. Sono acque caratterizzate da una rigogliosa vegetazione acquatica. Nel sottobosco e nelle aree più aride si evidenziano sambuco, rosa canina, tasso barbasso e tante altre specie floreali visitate da insetti d'ogni tipo. Negli spazi lacustri scopriamo la gallinella d'acqua, la nitticora piccolo airone, i germani. Il fiume è frequentato anche dall'airone cenerino. Nelle pozze stagnanti non mancano rane, raganelle, vari tipi di rospo e l'ullulone dal ventre giallo.
È questo l'ambiente ideale per diversi tipi di libellule. L'oasi è frequentata con discrezione anche da mammiferi e altra avifauna. Nel contesto di un ambiente integro sotto l'aspetto ecologico, oltre che splendido in termini puramente estetici. Regni naturali di grande pregio e che meritano un'adeguata attenzione e consapevolezza.